sono stati effettuati 26 incendi di vegetazione, di questi 26 incendi 17 a Trieste, ha tenuto impegnato il Comando Provinciale di Trieste, 2 incendi a Gorizia, 2 presso la provincia di Udine e infine 2 anche a Pordenone. Sono i numeri che disegnano il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco in tutto il Friuli Venezia Giulia da quando è iniziata la campagna antincendio boschivo. Cominciata lo scorso 22 luglio e destinata a proseguire per tutto il mese di agosto e la prima metà di settembre, questa attività ha visto centinaia di uomini impegnati nello spegnimento di incendi scatenatisi fra la vegetazione, principalmente sul Carso e alle sue pendici. Nessuno vuole rivivere un'estate come quella del 2022. Agatino Carollo, comandante dei Vigili del Fuoco della regione Friuli Venezia Giulia, ha illustrato i numeri di quest'estate per quanto concerne lo spegnimento di incendi. Ha visto impiegati gli uomini per 52 ore di intervento fino adesso, 360 uomini impiegati e 141 mezzi impiegati. L'ultimo incendio, non facile da domare, quello di ieri mattina in località Moschenizza, vicino a Monfalcone. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e nella serata a portare a conclusione la bonifica della zona. È stato un intervento particolarmente insidioso che ha messo a dura prova anche gli uomini del sistema di protezione civile, però noi siamo qua per questo. E ieri a Moschenizza sono intervenuti gli uomini, è intervenuta la squadra IB di Gorizia, ma non solo, anche quella di Trieste, oltre che i volontari del sistema di protezione civile regionale. Siamo riusciti a governare, controllare l'incendio, il cui fuoco aveva un'estensione di circa 25.000 metri quadri, quindi 2,5 ettari, e poi successivamente, oltre al governo dell'incendio, lo spegnimento, l'attività di bonifica e quindi la messa in sicurezza del territorio. Cause naturali, la mano di qualcuno, cosa ha provocato lo scoppio del rogo? I carabinieri hanno avviato le indagini. Sono stati coinvolti i carabinieri per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria per individuare l'origine dell'incendio e le cause dell'incendio. Quindi l'attività è ancora in essere, lasciamo lavorare chi deve lavorare per capire il perché, il per come è accaduto quello che non doveva accadere ieri a Moschenizza.